Una buonasera, ce l'abbiamo fatta, causa i miei problemi di salute abbiamo dovuto rimandare di qualche tempo questa puntata dello Scrigno che vuole celebrare degnamente il circolo astrofili di Talmassons. Siamo nel punto di osservazione, la sala controllo di questo centro astronomico. Questo è il presidente, che è Cristian Liberale, è di Basiliano, quindi non è lontanissimo da qui, e tra l'altro in questa estate 2022, come dicono i grandi, si celebrano i 30 anni della vostra realtà. Presidente, ci diamo del tu o del lei intanto? Del tu. Perfetto. Allora, liberamente con Liberale ci diamo del tu. Intanto, cosa significa essere alla guida di questo marchio, di questa realtà? È un grosso impegno, soddisfazioni perché si spiega alla gente la volta celeste, si fanno vedere le cose che abbiamo sopra la testa, quindi tante stelle, e impegno anche nell'organizzazione delle serate, perché noi siamo aperti una volta al mese, ogni quarto di luna facciamo vedere le nebulose, la Luna, Marte, Giove. E quindi impegnativo nell'organizzazione più che altro, ma soddisfazione nel far parte del circolo astrofili. Senti, come sono le stelle viste da Talmassons? Non c'è nessuna differenza, vederle da Talmassons, vederle da Basiliano, vederle da Udine, l'importante è tenere le luci spente, quindi meno illuminazione, più stelle. Ecco, da quant'è che si osservano le stelle da queste parti? Da queste parti negli anni 70, diciamo, più o meno. Man mano si è andati avanti sempre di più con la tecnologia delle macchine fotografiche a pellicola. Nel 92 è stata fatta l'associazione, i soci si sono trovati, mi raccontava il nostro socio, in un garage. Da lì è nata l'associazione. Nel 2001 è nato l'osservatorio, che è questa struttura qua. Allora, come è realizzato, come si struttura? Questa struttura è un 4 metri per 4, abbiamo la sala di pilotaggio del telescopio che poi andremo a vedere sopra. Abbiamo anche un telescopio all'esterno per ricerca, che è un 50 centimetri. E adesso vi fa vedere le immagini che noi andremo a far vedere negli anni che sono state fatte le foto con questa strumentazione qua che abbiamo. Ecco, Fabrizio Romanello sta manovrando il mouse. Ci sono ma poi vedremo anche con Codutti e anche con gli altri, che abbiamo diverse persone da intervistare, delle immagini che sono passate alla storia, scattate proprio da qua. Da qua sì, c'è l'Ale-Bopp, la famosa cometa che ha illuminato 3 mesi i cieli d'estate, quindi quella è stata la più bella. Poi c'è anche l'eclissi lunare, l'eclissi solare abbiamo avuto anche, e dopo le mitiche in agosto, le stelle cadenti, i 3 giorni che sono per noi i giorni più importanti, perché lì vedi le lacrime di San Lorenzo proprio. Ecco, entrando abbiamo notato un registro dove appunto ci sono le firme. Questo succede anche a Castelmonte quando si va a chiedere una grazia, e qui invece si entra, si varca quella soglia e si sale. Quante firme avete raccolto negli anni? Tantissime. Tantissime, sì, sono bambini che lasciano la loro impressione quando vengono in osservatorio, genitori che ci ringraziano per il supporto che gli diamo, perché entrare dentro in osservatorio quando una persona non conosce niente, viene fuori che inizia a conoscere, quindi quando va fuori si rende conto cosa ha sulla testa. E cosa abbiamo sulla testa, Presidente? Tante stelle, sembra di no, ma se noi, ritorno a ripetere, spegniamo un po' di luci, perché in Italia abbiamo tanto inquinamento luminoso, ma tanto. Se voi andate sul sito internet al 2015, faccio un esempio, al 2016, è impressionante vedere quanta luce abbiamo, quindi se spegniamo le luci e quando non c'è la luna c'è un'infinità di stelle.
Allora, lo scrigno esiste da 16-17 anni, presto raggiungerà la maggiore età, ma ti chiedo un tempo come si osservavano le stelle, poi forse Coduti ci farà vedere un pezzo quasi da museo. La tecnologia aiuta. Sì, la tecnologia aiuta. Io personalmente ho iniziato con un binocolo, quindi sono inesperto di astronomia, però ho avuto il coraggio di appoggiare l'occhio per la prima volta su un telescopio con mio nipote che mi ha fatto vedere le Pleiadi, che sarebbero le M45, che poi Romanello vi fa vedere, e da lì mi sono innamorato. Quindi sì, la tecnologia aiuta, però anche la manualità, quindi un binocolo, le costellazioni si riescono a vedere tranquillamente, poi i software ci aiutano. Allora, col Presidente torneremo fra pochi istanti, noi ci lasciamo affascinare dalle immagini riprese dal nostro Paolo Bassi e fra pochi istanti avremo qui il sindaco di Talmassons, Fabrizio Piton. Prima il Presidente parlava di un registro delle presenze. Emily scrive: è stato stupendo, ultra super bello, complimenti, mi avete insegnato molte cose, un grande grazie. Quindi questa è una delle attestazioni di riconoscenza soprattutto di alcuni componenti delle scolaresche. Questo lo vedete è il registro sul quale appunto le persone che vengono, i visitatori qui al circolo di Talmassons annotano e quindi fanno le loro dediche, quasi come in un santuario non dove si chiedono le grazie, ma un santuario quasi della scienza. Fabrizio Pittone è il sindaco di Talmassons, che ringrazio per la presenza. Buonasera Fabrizio. Grazie a voi che così valorizzate il nostro territorio e questa stella del nostro associazionismo locale. Fabrizio, questo è uno dei valori aggiunti del territorio, no? Sì, un importantissimo valore aggiunto, no? Questa associazione che poi nata dal 97, ma l'osservatorio è dal 2001, quindi ha sempre avuto una sinergia forte col territorio e questo ha portato alla conoscenza del comune di Talmassons anche a livelli internazionali e questo è un vanto, ma soprattutto ha unito lo studio dell'astronomia e la cultura della diffusione dello studio dell'astronomia con un'attività importante rivolta anche al territorio, a iniziare proprio dalle scuole. Quindi un'attività didattica importante di sviluppo, di conoscenza, di cui io come sindaco sono molto orgoglioso. Quando non indossavi quella fascia, come guardavi a questo luogo? Beh, prima di indossare questa fascia, come tu ben sai, 10 anni da vice sindaco, l'abbiamo sempre guardato con curiosità all'inizio, perché le cose non si capivano subito, indubbiamente, ma sempre con una grande stima per l'impegno che hanno sempre dato questa associazione e, come dicevo prima, di come riesce a calarsi sul territorio e non solo. E anche in una visione futura, ora che ho questa fascia di cui dico ne sono veramente orgoglioso, perché abbiamo proprio creato un progetto importante che si chiama Skyscape, un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea, uno dei pochissimi della nostra regione, che vede proprio un connubio fortissimo tra il comune di Talmassons e il Circolo Astrofili. Questo progetto, che vede comuni importanti come il comune di Asiago, Corneo dell'Isarco e l'area territoriale del Tirolo, ha uno sviluppo del territorio che parte dal turismo astronomico e dalla bellezza appunto del nostro cielo e che valorizza l'intero territorio. Ecco, il Presidente prima diceva, sì, le stelle viste da Talmassons, da Basiliano o da Cerneglons, ma di fatto hanno la stessa valenza. Come si fa a essere un po' più attrattivi? Lo dicevi prima, ci siamo sentiti al telefono nei mesi scorsi, ricordo che mi dicevi sto andando ad Asiago, bisogna far rete anche con queste robe qua. Sì, questo è proprio un esempio chiaro, addirittura dico finanziato dalla Comunità Economica Europea, facendo rete e dando il valore aggiunto. Abbiamo messo assieme due cose importantissime del nostro territorio, appunto l'osservatorio e il circolo Astrofili, perché l'osservatorio senza il circolo Astrofili non avrebbe nessun senso, e agganciando l'altra area naturalistica importante, anche questa di valore europeo, che è l'area del biotopo e del Mulino Braida. Grazie a loro si crea una sinergia importante, infatti siamo riusciti non solo a terminare dei lavori, come tu hai ben visto, all'esterno dell'area dell'osservatorio con un'area anche di accoglienza, ma abbiamo addirittura creato un progetto in sinergia con cui avremo due
telescopi che saranno gestiti appunto proprio dal Circolo Astrofili nell'area del Mulino Braida, per permettere anche lì a chi si avvicina alla natura di collegarsi anche all'astronomia e al cielo stellato. E già abbiamo fatto un primo incontro insieme all'ARPA Vento, all'ARPA Friuli Venezia Giulia e appunto a questi comuni importanti tipo Asiago, proprio per far vedere le nostre risorse importanti, che non sono solo le risorse ambientali e della natura, ma qui lo dico, sono anche le risorse delle persone che ci mettono anima, cuore, impegno ogni giorno per fare in modo che il cielo è uguale, visto, come hai detto tu, da Asiago probabilmente a Talmassons e a Lignano, ma la vera differenza ce la mettono la passione e l'impegno, perché attraverso l'astronomia riusciamo a far conoscere tutto il nostro territorio. Pitò, ma quando eri più giovane portavi le donzelle a guardare le stelle? Cioè, sono state tue alleate o no le stelle? Ah, questa è una bella domanda, complimenti. Un po' da Marzullo, un po' da Marzullo, un po' da Marzullo. Sì, diciamo che avevo un buon rapporto con le stelle, ecco, mi davano anche una mano. E a chi dice che noi siamo ragazzi di paese, no? Arrivano i cittadini e ti dicono ma c'è avuto che fasi in te? Qui a Talmassons si è dimostrato che non siamo solo pannocchi e farina, no? Ma guarda, questo progetto importante lo dimostra dal fatto non solo come dicevo, dei collegamenti che abbiamo con i comuni oltre regione, ma soprattutto dal fatto che abbiamo vinto il bando europeo, quindi questo è il grande valore aggiunto, che abbiamo vinto qualcosa che ci è stato dato per il valore anche del nostro territorio, e due realtà importanti, il mulino, il Circolo Astrofili e i percorsi, ci hanno anche permesso di migliorare la qualità della vita del nostro comune. Infatti proprio in questi 2 anni abbiamo completamente modificato l'impianto luminoso della nostra dell'illuminazione pubblica, andando a fare un progetto a LED e fare proprio un ragionamento sull'inquinamento luminoso, e questo è dovuto alla sinergia che abbiamo sempre. E quindi avete visto, a Talmassons si fa gruppo anche per diminuire al massimo l'inquinamento luminoso. Noi adesso andiamo in pubblicità, torniamo qua fra poco a guardare le stelle da Talmassons. Seconda parte dello scrigno, siamo con il vice sindaco Roberto Grassi, che ha avuto a che fare e ha a che fare con questa realtà, ha seguito il progetto di cui parlava prima Fabrizio Pitton. Vice sindaco, prima mi sono distratto e sto continuando a distrarmi guardando quell'immagine che spero che il nostro Bassi inquadrerà, l'abbiamo fatto così al volo e sono sicuro che Paolino ce la fa, poi chiederemo chi è che ha realizzato quell'opera d'arte. Guardate i dettagli, siamo a Talmassons. Ecco. Allora, torniamo sulla terra, vice sindaco, intanto una data alla quale la vostra amministrazione tiene particolarmente, andiamo a giugno. Sì. Praticamente grazie al CAST e all'amministrazione comunale, l'11 giugno faremo la giornata, la festa delle stelle al Mulino Braida, quindi faremo un abbinamento a pomeriggio di visite guidate al biotopo e al mulino, poi la sera ci sarà sicuramente un momento conviviale con i nostri ristoratori e poi un momento musicale. Verso le 9:30-10 inizieremo a vedere le stelle insieme al cast, quindi tutta la popolazione sarà invitata e io spero di vedere una buona affluenza. Lei viene a osservare le stelle? Per forza che vengo a vedere le stelle. Sono sempre da piccolo ero appassionato di astronomia, veramente. Difatti mi sono, ho seguito questo progetto Skyscape Interreg con Asiago e con gli altri comuni veramente con passione. Sì, veramente. Come le venivano spiegate le stelle quando era più piccolo? L'astronomia era abbastanza scientifico, no? Soprattutto si inizia sempre dal nostro sistema, no, solare, quindi con i pianeti, la differenza fra i pianeti, veramente c'è tante cose. Poi si inizia magari con le stelle, con le comete, insomma veramente per i bambini è veramente affascinante il mondo delle stelle. Poi lo chiederemo agli amici del cast, ma le scolaresche come vengono accolte? Sono accolte in modo anche professionale, perché qui effettivamente è ovvio che c'è sempre il mito delle stelle, eccetera, però qui si parla di scienza, di cose interessanti.
una cosa che posso aggiungere, ricordiamoci il discorso dell'inquinamento luminoso, no? Una cosa che abbiamo visto a Cornedo sull'Isarco, che hanno un planetarium, no? Dove dentro è una specie di cinema dove proietti il cielo, e ti accorgi quanto l'inquinamento luminoso incide sul cielo, perché senza inquinamento luminoso il cielo è una cosa splendida. Quindi pensate agli antichi, ai nostri antichi, no? Che guardavano il cielo e veramente per loro era uno spettacolo. Difatti gli egiziani hanno iniziato già dagli egiziani a studiare il cielo, perché quella volta si vedeva le stelle, non c'era l'inquinamento. Difatti un mio amico sono stato a fare un giro nel deserto, mi ha detto nel deserto tu vedi il cielo, una cosa splendida. Perché evidentemente Non lì... c'è l'inquinamento luminoso. Allora, io vorrei andare con il nostro Paolo Bassi, ringrazio il vice sindaco, da questo signore Fabrizio Romanello. Io Paolo, se tu sei d'accordo, mi avvicino e chiedo mi sposto e scusa, mi metto da questa parte. Fabrizio, allora ti chiederei così in presa diretta di commentare. Io ho visto una luna vista da riva del mare, no? Sì, beh, ci sono anche, al di là delle foto singole degli oggetti, quindi dei pianeti o delle nebulose o delle galassie, ci possono essere fatte anche delle foto panoramiche, quindi per cui che prendono oltre all'oggetto planetario anche tutto il paesaggio e il contesto attorno. Quindi questa crea una foto che ha molto impatto e molta scena. Cioè. Mi fai rivedere un attimo quell'immagine scattata al mare? E poi avevo una domanda mentre parlavo con il vice sindaco che volevo rivolgerti, ma chi è appassionato di osservazione di stelle è anche appassionato per forza di fotografia? Allora, diciamo che non è detto questo, perché nel nostro settore gli astrofili si dividono in due categorie. Ci sono gli astrofili visualisti, quindi quelli che per lo più usano il proprio strumento ma osservano e basta i pianeti o le galassie o gli oggetti particolari, e poi ci sono invece la categoria degli astrofotografi. Gli astrofotografi invece, oltre a osservare comunque anche col proprio strumento, fanno la fotografia astronomica, che è un settore dell'astronomia che è un pochino particolare, perché è un pochino più complicato della singola osservazione visuale, e quindi diciamo dà poi dei risultati che possono essere stampati o appunto come questa immagine della Luna che avete inquadrato prima, che avete visto, e che quindi danno un risultato tangibile poi alla fine della serata. Tenete conto che noi abitualmente utilizziamo o qui in osservatorio o normalmente nelle serate di luna nuova, quindi quando non c'è la luna, noi ci spostiamo in montagna, che può essere il Mataiuro in zona nostra, o lo Zoncolan o il Montasio, e con la propria strumentazione facciamo delle serate intere dedicate proprio alla astrofotografia e alla fotografia e alla visione visuale degli oggetti. Quante foto avete nei vostri archivi? Tantissime. Il numero preciso non lo so, però sono moltissime, perché comunque il sito è circa 3.000, ecco, mi fanno segno appunto da circa, grosso modo. Perché il sito è comunque molti anni che è in funzione, e quindi nell'arco degli nostri anni di attività abbiamo immagazzinato molte immagini. Ecco, lo ricordiamo, www.castfvg.it. Quanti visitatori avete? Sul sito tantissimi, perché anche tra l'altro il sito alcuni anni fa è stato recensito da TG Leonardo come uno dei migliori siti di astronomia, perché al di là delle singole immagini poi ci sono anche poi le spiegazioni tecniche sia dell'oggetto osservato che della tecnica di fotografia che è stata utilizzata per le riprese. Ecco, vediamo ancora delle foto, magari me le commenti in presa diretta e poi ti chiedo, ma negli anni 70, poi lo chiederemo anche a Coduti, quando si cominciò a osservare il cielo friulano,
Che strumenti si usavano? Allora, inizialmente negli anni 70 il 90% si faceva solo visuale, quindi perché la strumentazione al momento appunto attuale degli anni 70 non era ancora portata per la fotografia, e quindi si osservava con strumenti di primo impatto, ma che erano utilizzati fondamentalmente solo per osservare. La fotografia ha iniziato i primi metà degli anni 70-80 con le prime foto a pellicola, perché all'epoca si usava la macchina fotografica tradizionale applicata al telescopio, che era una tecnica anche quella molto difficile, perché chiaramente poi il risultato uno lo vedeva i giorni dopo quando andava a sviluppare la pellicola. Con poi gli anni 80 e 90, poi fino adesso, con l'avvento dei sensori CCD, invece questa tecnica è un pochino più facilitata, perché realmente uno la foto la vede in tempo reale sul PC quando la scatta. Ad esempio, tenete conto che una foto di questa ad esempio è la galassia di Andromeda. Tenete conto che una foto di questo tipo un astrofotografo impiega circa dalle 2 alle 3 ore. Quindi sono 3 ore di esposizione che devono essere inseguite, quindi guidate bene, molto precise, perché altrimenti le stelle non vengono perfettamente tonde. E poi per risaltare chiaramente tutto l'alone anche della galassia, e quindi tutti i particolari dettagli dell'oggetto. Questo vale appunto per qualsiasi tipo di oggetto che uno vuole fotografare. Questa è la nebulosa di Orione. Anche questa qui è un'immagine che ci vuole dalle 2 alle 3 ore per avere un risultato valido. Fabrizio, quante volte, cioè voi siete abituati a vederle da lontano, no? Sì. Che gola che avrei di toccarla. Tantissima, però chiaramente le distanze sono molto molto abissali, quindi sono molto alte, e quindi per noi al momento diciamo è piuttosto improbabile riuscire a raggiungere questi oggetti. Poi tenete conto che in ogni caso queste fotografie con i sensori o con le macchine fotografiche risaltano il colore dei gas delle nebulose che sono formati, in questo caso il rosso e l'idrogeno, e questo avviene solo mediante le macchine fotografiche. Il nostro occhio non la vedrebbe certamente così, probabilmente la vedrebbe solo grigia, perché comunque il nostro occhio non riesce a vedere le lunghezze d'onda dell'idrogeno, ad esempio, come sono fatte il 90% delle galassie, delle nebulose. Allora, noi adesso ci fermiamo su questa bella immagine, una delle tante che gli amici del cast ci stanno proponendo. Fra pochi istanti andremo in pubblicità. Vorrei fare ancora passare qualche minuto in questa sala di controllo, e poi vorrei salire su quegli scalini, perché abbiamo altro da mostrarvi. Terza parte dello scrigno, vi stiamo raccontando il cast e soprattutto questa immagine magica di questa luna fotografata da Paolo Beltrame. È una luna di 7 giorni, qua sono 10 immagini, turbolenza diciamo quasi zero, era una luna proprio perfetta. Allora, per i non addetti, perché abbiamo anche la nonna Maria che ci guarda, cosa vuol dire turbolenza zero? Turbolenza zero è come il classico esempio che faccio io: quando d'estate l'asfalto si vede che si muove, quella è la turbolenza, ce l'abbiamo anche nel cielo. Quindi noi quando andiamo a inquadrare una luna, che la cominciamo a vedere anche col binocolo, che si muove, le immagini vengono già difficili a sommare poi. Se invece è ferma, se si fa un filmato di 1 minuto, che sono 1000 immagini, si possono recuperare tutte 1000, quindi si ottengono questi risultati qua. Presidente, tu sei il numero? 5. I tuoi predecessori chi sono? Stefano Codutti, Rolando Ligustri, Lucio Forlanetto, che ci ha lasciato nel 2018,
e Paolo Beltrame, e dall'anno scorso sono subentrato io, new entry, giovane, poca esperienza, ma si impara stando in cast, perché tutti gli anziani ti danno una mano e ti insegnano come osservare e come fotografare le stelle. Senti, il buon Codutti ci ha fatto questo regalo, le immagini del centro visto dal drone. È una realtà che è cresciuta nel tempo. Sì, noi facciamo, come dicevo prima, una volta al mese apriamo al pubblico, quindi ogni quarto di luna, come quello che avete visto prima, è il quarto di luna. Poi andiamo nelle piazze, quando ci chiamano facciamo le lune in piazza. Abbiamo avuto l'occasione anche di andare alla Villa Manin a far vedere anche lì il coso. Poi ci sono le scuole che ci chiamano, facciamo anche conferenze con le scuole, quindi spieghiamo ai bambini. E poi noi abbiamo le classiche 3 giornate, così chiamate Lacrime di San Lorenzo, che noi lì facciamo i 3 giorni di visuale con tutti. Cosa stiamo vedendo in questo momento? Quella è una cometa. Qui c'è un esperto di comete. Sì, abbiamo il nostro socio Rolando Ligustri, che poi lo intervisterà, e che abbiamo un onore averlo perché è una persona molto importante in un'associazione, e vi spiegherà lui. Ha fatto anche degli apod, perché lui fa foto, l'addetto, io lo chiamo, alle comete, è un esperto di comete, e ne ha fatta una che è molto... La soddisfazione a averlo c'è. Ecco, c'è sempre la signora Maria. Cosa sono gli apod? Gli apod sono delle foto, quindi come quella che abbiamo visto adesso. Questa qui è la classica della Luna, dove uno fa la foto all'oggetto, se la fa in un determinato sistema che gli piaccia a lui, la forma, la posizione, gli dà l'opportunità, che gli americani nel sito dove viene postata, se è la migliore viene dedicato questo apod, quindi va nelle riviste, va... Scientifiche. Sì, quelle scientifiche. Vedevo prima, Romanello, un'immagine scattata sul Mataiur, ed era bello vedere, appunto, adesso dirti quale è una impresa, ma sono sicuro che la nostra capacità di improvvisazione ci porterà a trovare quella giusta o presunta tale, quindi fra pochi istanti vedrete quello che... E poi, mentre Romanello vediamo se trova questa immagine, secondo me eravamo lì vicini, sì, eravamo proprio, no, dove vedevo, sì. Ecco, bravissimo. Vedete, Mercurio, Venere e la Luna, Monte Mataiur, 8 gennaio 2005, questo per dirvi, ve lo ricordo, così verrete a fare gli auguri al circolo astrofili di Talmassons. E la foto è di, così lo salutiamo e lo ringraziamo, di Mauro Zorzenon, circolo astrofili di Talmassons, che ci dona questa posa di 10 secondi Sigma, adesso me la spieghi, 55-200-59 mm. Cosa vuol dire? È un obiettivo, sì? 55-200. Su Canon, quindi evidentemente... Sì. Focale 6,3 su Canon. La montatura, non la vedo scritta. No, fatto solo con la macchina fotografica. Scattata alle 5:41 TU. Tempo universale. 5:41 del mattino. Del mattino. Quindi mi sembra di capire, ma questo poi lo rivolgerò a qualche altra anima che è in attesa di essere intervistata, siete abituati a svegliarvi anche presto. Presto, ma anche star fuori tutta la notte. Si comincia a fare le foto alle 10 di sera, si torna a casa alle 4 o 5 di mattina. Cioè, mi sembra di capire che siete un po' pipistrelli e anche un po' il gallo che canta. Sì, perché il bello è vedere anche l'alba. Ecco, ti chiedo, visto che è lì ed è incastrata e da lì non si può muovere, chi è questa donna? Perché io non ne ho viste tante stasera, ho visto solo lei, poi c'era una che mi piace menzionarla, ma devi dire tu il nome, che è la tua stella preferita, immagino. Sì, è mia figlia. Che si chiama? Emily Maria. Vieni qua. Emily Maria? Vieni Emily Maria, quindi abbiamo l'autorizzazione del papà. Sì. Senti, ma raccontami, quante volte ti porta alla settimana in questo posto il papà? Allora, io quando viene qua d'estate, però d'inverno poi dipende, anche perché c'è anche la scuola, quindi non sto su fino a tardi, quindi
diciamo raramente, solo d'estate quando non c'è la scuola. Però tu se puoi lo accompagni sempre, il papà. Sì. Quanti ne hai? E li faccio 14 fra poco. Ascolta, ma hai imparato anche tu a osservare le stelle? Ti ha spiegato il papà o no? Sì, un po'. Cos'è la cosa che ti curiosisce di più? Un po'... E dillo con tranquillità, tanto... cioè, quanto sono belle le stelle e cioè, le cose che sapere le cose che magari non so io e lui me le può spiegare. Ma una stella spiegata a una bambina, come si fa? Una stella spiegata alla bambina, fargli capire che la stella ce l'ho qua. Una è qua e 2 sono a casa, che è la mia famiglia. Quello è molto importante. E le stelle ti danno soddisfazione. Spiegarle, come dicevo prima, ci sono i software che ti aiutano, però niente di meno che alzare gli occhi al cielo e guardare le stelle. Posso chiederti che mestiere fai? Io sono a lavorare alla Danieli, a Butri. Quindi è anche un modo per rilassarsi, no? Questo, per te cos'è? Un hobby? Che cos'è? Una passione scoperta nel 2011 e poi le stelle ti aprono sempre le porte, quindi è l'immenso. Mi piace questo nome perché mia figlia si chiama Stella, quindi chiaramente mi hai servito stelle, non potevo non dirlo, quindi è più piccola di te. Ma mi presenti tu la signora che ha in mano la rivista? A sto punto una donna ce l'abbiamo, ha parlato, è piccola, però facciamo parlare anche l'adulta. Chi è sta donna? Elena. Ecco, cosa fa qua Elena? Osserva le stelle. Osserva le stelle. Sì. È della zona? La conosci? Non so se è della zona. È riservato. Per la privacy non si sa mai. Sei della zona? Mi presento io, dai, sono Elena, socia del cast da circa 3 anni, sono di Tricesimo e ho scoperto la passione dell'astronomia da giovanissima, avevo meno di 20 anni, solo che diciamo non avevo mai avuto modo di approcciarmi insomma a questa passione, anche perché non è facile conoscere comunque le realtà del genere, comunque sono realtà abbastanza di nicchia. E ho avuto modo di conoscere Enrico Perissinotto del cast in occasione di una manifestazione a Sapori Pro Loco e da lì mi sono insomma avvicinata e sono diventata socia, per cui da quella volta insomma sono molto vicina al gruppo per quello che si riesce insomma a combinare i vari impegni che una persona ha, e per cui partecipo insomma alle varie serate che organizziamo con questo bellissimo gruppo col quale mi trovo molto bene e insomma e continuiamo così a divulgare questa passione anche ad altre persone. Ecco, sei di Tricesimo, quindi fai qualche chilometro per venire fin qua. Un po' di strada, insomma, sicuramente meno di altri, perché altri abbiamo soci anche di Lignano, per esempio. Però, insomma, diciamo che per una passione questo si fa, insomma, senza nessun problema. Per una passione questo ed altro. Che pensieri si fanno quando si guarda il cielo? Come diceva un po' Christian prima, l'immensità, l'infinito, che è comunque una cosa che ti prende molto, che ti appassiona, ecco. Scoprire anche quello che non conoscevi e che hai modo di approfondire, ecco, grazie a loro che sono proprio esperti e ti insegnano, anche perché io sono comunque principiante, molto principiante rispetto a loro. Presidente, che cos'è questo? È un dito. Il dito è la luna. Sole. Sì, è il sole. Scusa. Un alone solare. E che cos'è? Spieghiamo sempre alla signora Maria. Vado. Romanello, tu stai comodo lì che così se no impaliamo la telecamera, perché sennò questo ha una certa età e comincia a essere irascibile, quindi io sono molto più giovane, quindi ok. Allora, è un alone che si forma intorno al Sole, in questo caso è una foto un po' simpatica perché è stato messo il dito per indicare il Sole, per coprire il Sole, ma sostanzialmente è un alone che si forma intorno al Sole causato dalle nubi
e dai cristalli di ghiaccio, che sono chiaramente le nubi in alta quota, hanno dei cristalli di ghiaccio che formano appunto questo alone intorno al Sole. Generalmente questi aloni si verificano un po' prima del brutto tempo, quindi quando in atmosfera c'è molta umidità. Grazie Romanello, ma magari ti coinvolgiamo e vorrei chiedere a Paolo di inquadrare questo baule che è alla sua destra e mi sta guardando con sospetto, mi dice ma perché quale motivo mi fai girare la telecamera verso lì? Perché era un modo per chiudere questa terza parte e questo è un po' una sorta di baule della conoscenza del cast. Siamo arrivati solo a metà strada e chissà cosa ci spiegheranno ancora in questa serata, sì, di tradizione ma di divulgazione anche scientifica, grazie alla loro conoscenza. Pubblicità. Quarta parte dello scrigno. Siamo saliti di un piano, sono con Rolando Ligustri che è tra l'altro stato in passato anche alla guida del cast ed è fra i 5 esperti mondiali di comete. Dico bene Ligustri? Beh, più che esperto, diciamo fotografo. Io sono in particolare specializzato in fotografia di comete e come diceva prima il presidente, ho avuto il piacere di essere scelto dalla NASA perché l'APOD, che diceva prima Christian, è una pagina gestita dalla NASA e per 15 volte una mia immagine è stata scelta ed è stata pubblicata su questo sito. Senti, bisogna essere bravi e anche fortunati? Tutti e due, sì, perché parliamo di queste immagini, di queste cose, sì, perché loro scelgono sì l'immagine astronomica, ma deve essere di effetto, deve essere di emozione. Io in genere quando faccio foto proprio delle comete cerco non solo di fotografare l'oggetto, ma di trovarla in un contesto, o la stella luminosa, o la stella colorata, o la galassia, o la nebulosa, in maniera tale che poi chi la vede ha qualcosa di più, insomma. Perché ha colpito la tua immagine? Per tutte quelle cose che ho detto prima, cioè era il momento giusto, proprio la cometa giusta nel momento giusto. Da quant'è che sei appassionato di questo mondo? Di questo mondo? Allora, io mi sono avvicinato all'astronomia nel 69 con l'uomo sulla Luna, nel 73 ho comprato il primo telescopio e da allora ad oggi praticamente, a parte il periodo in cui sono stato militare, ufficiale di marina, non ho mai mollato. Possiamo dire dove siamo in questo momento? In questo momento siamo nella cupola dell'osservatorio, siamo sotto il telescopio che noi chiamiamo Celestino, è un telescopio autocostruito, l'abbiamo comprato i pezzi prima del 2000 e per l'inaugurazione dell'osservatorio che è stata fatta nel 2001 l'abbiamo finito. Io con questo telescopio e anche altri soci abbiamo fatto migliaia di foto di comete. Tantissime che sono servite poi anche in pubblicazioni professionali. Dati fatti da questo osservatorio sono finiti in 6 pubblicazioni ufficiali a livello mondiale. Rolando, hai davanti neanche un neofita, uno che proprio di queste robe qua non ne sa nulla, ma ci sono, correggimi se sbaglio, delle comete un po' birichine che insomma non si fanno fotografare volentieri. No, ci sono di tutti i tipi. E il bello, io sono innamorato di questi oggetti perché io dico sempre che le comete sono come le donne, sono ogni giorno diverse. Un giorno puoi vedere che ha una coda lunga, una coda corta, si stacca la coda, hanno delle esplosioni. C'è di tutto. Le comete sono veramente oggetti a 360 gradi. E da questo osservatorio, ecco, mi ricordo di una cometa che addirittura io l'ho fotografata a mezzogiorno di un gennaio del 2006 mi pare, era la McNaught, l'avevano data così luminosa che dicevano che si poteva fotografare di giorno. Io ho mollato il lavoro nella pausa pranzo, perché lavoro a Modeano, sono venuto qui, ho aperto la cupola in parte e sono riuscito a fotografarla che era a 5 gradi dal sole, era uno spettacolo, quello è veramente una cosa incredibile. Tu l'hai chiamata con un nome, Sì. Chi è che le battezza? Questo qui è un ufficio mondiale, è un ufficio che mi pare che sia a Cambridge o a Harvard, adesso non me ne ricordo, che gli dà la denominazione in funzione di chi è stato a scoprirla. Sempre meno ci sono nomi e sempre più sigle,
perché sempre meno ci sono osservatori umani e sempre più sistemi automatizzati, perché dopo la Schumacher-Levy, non so se te la ricordi, quella che è andata a impattare su Giove, la comunità scientifica ha cominciato a investire nel ricercare asteroidi e comete, e da quel momento in poi ci sono tantissimi osservatori automatizzati con telescopi molto molto grossi e riescono a vederli addirittura quando sono ancora molto molto lontani. Si può parlare di catalogazione delle stelle? Delle stelle sì, ci sono, la catalogazione delle stelle, delle nebulose, delle galassie, delle comete, tutto viene catalogato. Ci fai vedere come funziona? Sì, certamente. Adesso cosa succede? Allora io adesso vado lì, sentirete un po' di rumori perché c'è giustamente l'allarme, perché noi adesso andiamo a aprire la fessura della cupola, poi proviamo anche a muovere la cupola, che è così particolare. Quando si è qua con la gente si dice non guardate quando si muove la cupola perché tende a far girare la testa. Allora, così in presa diretta vi mostriamo l'apertura della cupola del CAST. E adesso vedete che c'è questo lembo di questa cupola e la cupola adesso comincia a girare. Stefano gira, e salutiamo Stefano Codutti. Perché sta girando in questo momento? Perché dobbiamo posizionarla, la finestra di apertura dove il telescopio possa puntare, e poi lei gira automaticamente assieme al telescopio, cioè si muovono di pari passo in modo che lui possa seguire la volta celeste. In simbiosi. In simbiosi, certo. Vedete che fra poco di fatto il telescopio vedrà il cielo, fra pochi istanti. Esatto. E adesso siamo di fatto, si dovrebbe allineare e fermarsi. È quello che sta succedendo. Andiamo da questa parte e in questo momento il cielo è osservabile. In questo momento sì, diciamo l'apertura permette l'osservazione del cielo. Questa sera è nuvolo, comunque se no si potrebbe tranquillamente riprendere con il telescopio. Che cosa si dice che quando uno non riesce a dormire conta le pecore? Tu conti le stelle? Sì. Io ho dei bellissimi ricordi dentro qua in cupola. Io ci ho vissuto qua dentro. Tante volte io mollavo il lavoro, andavo a casa, dovevo dormire alle 6, venivo a lavorare, venivo in osservatorio alle 3 di mattina e facevo l'alba e dopo andavo a lavorare. Quindi ho dei ricordi meravigliosi. Senti, come funziona questo aggeggio? Allora, questo qui adesso non è più la configurazione originale, adesso questa è una cosa un po' tecnica. All'inizio, quando noi l'abbiamo costruito, prima del 2000, era un Newton, cioè quindi aveva una configurazione tipo Newton. Adesso, da 10 anni a questa parte, l'abbiamo trasformato in Cassegrain, quindi la luce viene portata in un oculare lì dietro. Allora, Codutti, questo è un pezzo da 90 che avete qui a Talmasons. Sì, devo dire che Rolando, che è stato fra l'altro uno dei primi ad arrivare dopo che abbiamo fondato il circolo, è stato veramente un grande investimento perché ci ha permesso di portare il CAST a conoscere a livello mondiale grazie alle comete e quindi sia lui che anche il compianto Lucio Furlanetto, che tramite internet ha fatto conoscere appunto il CAST, siamo riusciti ad essere riconosciuti in tutto il mondo. Senti, questo è in questi 3 minuti che ci separano dalla conclusione di questa quarta frazione dello scrigno, un attrezzo che hai usato qualche tempo fa o che usi ancora? Allora, questo non è propriamente il mio, ma è uno simile a quelli di cui abbiamo usufruito sia io che anche Rolando quando abbiamo iniziato, perché negli anni 70 non c'erano queste cose, negli anni 70 c'erano queste, e quindi anch'io come Rolando
mi sono appassionato nel 1969 con lo sbarco sulla Luna, il mio primo telescopio l'ho preso nel 1977 e da lì poi è partito tutto, la grande passione con la quale prima ero giù a Udine con l'Associazione Friulana di Astronomia, poi ci siamo trasferiti a Remanzacco, poi da là io sono venuto ad abitare qui a Talmassons, eravamo in 9 appassionati e abbiamo fondato il Circolo Astrofili, di cui quest'anno festeggiamo i 30 anni e di cui vado molto orgoglioso di tutti questi ragazzi che hanno dato una mano a portare avanti questa grande avventura fino ad oggi. Senti Stefano, voi avete il fascino dell'intoccabile, cioè di qualcosa che osservate ma che probabilmente non riuscirete a toccare mai, no? Certo, non si può toccare, però si tocca con il pensiero, con la mente, e questa è la bellezza e il fascino delle stelle, che io mi ricordo ero piccolo, che ancora non avevo il telescopio, però già con la mente io le toccavo, e poi quando ho iniziato a osservarle questa grande passione è sbocciata, ha fatto sì appunto di aver sete di conoscenza e quindi acquistare il telescopio, inserirmi in un'associazione appunto che era l'AFAM, dove ho avuto i natali, e poi qui la grande realizzazione, la grande soddisfazione di aver fondato il Circolo Astrofili, e grazie, ripeto, a tutti questi ragazzi che ci hanno dato una mano, siamo arrivati ad oggi con questa soddisfazione di 30 anni. Ecco, diamo anche un'informazione di servizio: se ci fossero dirigenti scolastici, insegnanti che non sono ancora passati da queste parti, cosa devono fare? Noi è già da tantissimi anni che stiamo facendo didattica e divulgazione, abbiamo iniziato addirittura con la didattica, perché il primo documento del CAS, datato fine novembre 92, l'avevamo firmato e mandato in comune per richiedere attrezzatura per didattica. E già nel 93 io e Ezio Cum abbiamo iniziato con le scolaresche a fare conferenze, e da lì poi è partito il tutto. Ci sono scolaresche che vengono periodicamente in osservatorio di tutte le classi, abbiamo avuto anche bambini dell'asilo fino a ragazzi del liceo. E andiamo anche nelle scuole, ad esempio adesso dopo il Covid no, ma prima del Covid quasi ogni anno sono stato personalmente nelle scuole di Rivignano a fare delle lezioni. Allora Stefano, noi adesso ci fermiamo, abbiamo esaurito anche questa frazione, andiamo in pubblicità e poi abbiamo altri esponenti di questa realtà che vogliamo incontrare. Quinta parte. Paolo Beltrame è un ex presidente ma parte attiva di questa realtà. Sei l'autore di quella bellissima foto. Quella della Luna? Sì. La Luna è uno dei miei interessi principali. Luna e pianeti fondamentalmente. Gli oggetti che vediamo nel cielo si possono dividere grossolanamente in 2 categorie. Quelli del sistema solare, quindi il Sole, la Luna e gli altri pianeti, che sono o come il Sole brillantissimo, che difatti ci vogliono dei filtri particolari per osservarlo, o sono illuminati dal Sole e quindi sono oggetti molto brillanti che si possono vedere quasi sempre, e tutto il resto dell'universo, che noi chiamiamo profondo cielo, che in realtà sono oggetti molto molto più deboli e che vanno osservati in condizioni completamente diverse. E ho avuto per alcuni anni, quando sono venuti fuori i primi sensori digitali, le prime telecamere ad alta velocità, ho avuto il periodo che fotografavo, ho fatto tanti filmati della Luna, poi ho fatto i pianeti e anche altre cose particolari come la Stazione Spaziale Internazionale, che a occhio nudo si vede solo come un puntino che fa un passaggio nel cielo, invece col telescopio si riesce a vedere la struttura grossolana, i pannelli solari, i vari moduli. Quante volte al giorno guardi il cielo? Oddio, ogni volta che guardo fuori dalle finestre, sempre. E anche quando vado in macchina butto sempre l'occhio se è sereno, se si vede qualche stella o qualcosa, però sì, non è più come una volta. Però la cosa fondamentale, dicevo, dal punto di vista delle riprese ho avuto tanta passione di Luna e pianeti,
però la mia, diciamo, passione principale in realtà è l'osservazione visuale del profondo cielo, quindi tutti gli oggetti... Cosa vuol dire l'osservazione visuale? Ogni telescopio può essere utilizzato in più maniere. C'è quella che si è utilizzata dall'invenzione del telescopio, cioè il 1610 con Galileo, fino al 1850, che era semplicemente mettere l'occhio al fuoco del telescopio e quindi osservare luna, pianeti, galassie, quello che è, direttamente coi propri occhi. Quindi l'occhio ha una certa sensibilità, una certa risoluzione, e poi è stata inventata la pellicola, che ci ha messo anni e anni per soppiantare diciamo, quello che si vedeva a occhio nudo, e diciamo, dopo il 2000 sono arrivati, specie per gli amatori come noi, per i professionisti erano già arrivati prima, i sensori digitali che vedono molto più di quello che vede l'occhio, perché se guardiamo la Luna magari uno non fa caso, non c'è grande differenza, però se uno va a osservare una galassia, una nebulosa, quelli che si chiamano oggetti deboli, appunto profondo cielo, perché sono tutti oggetti molto deboli, a occhio col telescopio comunque si percepiscono come delle macchie grigie sul fondo nero, quindi sono oggetti deboli. Invece facendo una foto o una volta con la pellicola, adesso con i sensori digitali, la sensibilità è tipo 1000 volte superiore a quella d'occhio nudo, per cui si vedono le galassie, i colori, le strutture, le braccia di spirale delle galassie, diciamo. Col sensore digitale si vede 1000 volte di più. Però il visuale, che è il primo tipo di osservazione che è nato astronomico, diciamo, mantiene il fascino del contatto con l'oggetto. Senti, i nostri nonni non hanno avuto la nostra fortuna, noi vediamo cose che loro non hanno neanche visto lontanamente. Sì, non avevano la più pallida idea di quello che c'era. Ogni grande generazione di nuovi telescopi ha sempre guardato più avanti, a partire dai telescopi di Inman Wilson nel 1920, poi il Palomar nel 1950. Ogni grande telescopio ha superato i precedenti, ha scoperto, diciamo, ha permesso di studiare molto meglio quello che già si conosceva e di scoprire cose nuove. Il telescopio che ha cambiato, rivoluzionato di più l'astronomia, a parte quello di Galileo nel 1610, perché è stato il primo, il telescopio spaziale Hubble, lanciato nel 1990, che è ancora, anche se è alla fine della sua vita operativa, è ancora attivo e ha potuto spingere lo sguardo dei professionisti fino quasi ai confini dell'universo e studiare cose e trovare oggetti che non si erano mai immaginati neanche che ci fossero. Grazie a Beltrame. Noi adesso stacchiamo per un attimo dall'argomento della serata e vi propongo un'intervista che ho realizzato qualche tempo fa, ma che ho conservato proprio in occasione di questa puntata. Ho incontrato Giulia Carlutti, che è stata una delle componenti dell'orchestra di Sanremo. È friulana, è una eccellenza, come un'eccellenza tutto questo ben di Dio che ci sta sopra le teste e al piano terra. Grazie a Stefano Codutti, che ringraziamo per il supporto. Stefano. Beh, è stato un piacere quando ci siamo sentiti e hai detto appunto che ci sarebbe stata questa serata da poter fare. Abbiamo aderito subito ovviamente e ti ringraziamo per il tuo supporto in questo e di conseguenza ci fa molto piacere poter far conoscere, anche se eravamo già stati in passato da te, nuovamente il nostro circolo con queste novità tipo anche Skyscape, come parlava prima il sindaco. Una cosa importante a cui ci tenevo, visto che adesso si parla molto anche di risparmio energetico, che appunto c'è la possibilità, grazie alle illuminazioni controllate come quelle che hanno fatto a Talmassons e anche altri comuni, di poter estendere questo a tutte le amministrazioni in modo di risparmiare e pagare meno anche noi cittadini, che siamo quelli che andiamo poi a essere toccati sul vivo. Codutti si è comportato come se fosse finita qua, ma non è finita qua, perché dicevo, stacchiamo, c'è Giulia Carlutti che ho incontrato, ha fatto parte dell'orchestra di Sanremo, è appunto una delle stelle della musica che è partita dal Friuli e come sentirete ha
viaggiato e chissà quanti luoghi mitici toccherà ancora, per esempio vedi la Scala, e quindi siamo andati a casa sua e ci ha raccontato di questa sua esperienza a 2 passi da Amadeus, a 2 passi da i vincitori del Festival della Canzone Italiana, ma vi offriamo dei retroscena che probabilmente sono ancora inediti. Andiamo con questa intervista, pubblicità, e poi ripartiamo con la sesta parte, che sarà forse un po' più breve. E allora, ben ritrovati, uno spazio che dedichiamo molto volentieri a una eccellenza, perché sapete che mi piace incontrare le nostre eccellenze friulane. Giulia Carlutti, 36 anni, è udinese. Ringrazio il papà Stefano che mi ha segnalato la situazione e noi la approfondiamo all'interno della nostra benamata trasmissione Lo Scrigno. Allora Giulia, nel mese di febbraio, anche se per te l'esperienza è iniziata il 3 di gennaio, sei stata tra le protagoniste di Sanremo, perché noi ci facciamo ammaliare dai 25 big, ma dietro ci sono le persone come te. Esattamente, ci sono tutti i musicisti che ovviamente intraprendono questo percorso assieme comunque a tutti i cantanti un mese prima, con le prime prove a Roma, e poi ci si sposta a Sanremo all'interno dell'Ariston per preparare tutto quello che è lo spettacolo, quindi fare anche le prove di regia e sistemare tutto quello che sono i bilanciamenti, insomma, no? del suono, eccetera, e provare i brani ovviamente. Ci puoi raccontare l'atmosfera, anche perché le persone magari si fermano all'esibizione finale? Sicuramente è molto impegnativo, è un programma televisivo, quindi non dobbiamo considerarlo come una normale prova d'orchestra. Le tempistiche sono sicuramente molto più dilatate e si lavora tanto, quello sì, si lavora tanto, e anche perché c'è tanto da fare, ci sono tante canzoni da preparare, poi ci sono gli stacchetti da preparare, quindi c'è un grande impegno, e l'atmosfera è comunque molto allegra. Devo dire che anche nel rapporto con tutte le persone ci siamo tutti trovati molto bene. E la cosa che invece però ha creato e ha destabilizzato, insomma, questo equilibrio molto bello che abbiamo fra di noi è stato il Covid. Quest'anno è stato anche peggiore dell'anno scorso, la sensazione era quella proprio di perdere il lavoro da un momento all'altro, proprio perché facevamo i tamponi ogni 2 giorni, e in effetti ogni 2 giorni c'era qualcuno che ci abbandonava, e per fortuna alcuni sono rientrati perché nelle tempistiche, però ecco, quell'ansia ci ha accompagnato per tutto il periodo e ci ha un po' rovinato anche quel momento di leggerezza che è il Festival di Sanremo. Giulia, qual è il rapporto che hai con questo strumento? Beh, è tutta la vita che lo suono. Ho iniziato da piccolissima, avevo 3 anni e i miei genitori mi hanno portato in questa scuola di musica con questo metodo francese, metodo Willems, gestita da 2 insegnanti che erano anche in conservatorio, Cividino e Bertoli. E con loro ho intrapreso questo percorso, poi presentavano tutti gli strumenti e io sono ritornata a casa dai miei genitori dicendo che volevo suonare questo. Logicamente, essendo troppo piccola, non ho iniziato proprio con il flauto, ma ho iniziato con l'ottavino, che diciamo è lo strumento, il fratello minore del flauto, molto più piccolo, e quindi potevo maneggiarlo con più facilità. E da lì poi ho continuato i miei studi, sono entrata in conservatorio. Hai calcato altri palcoscenici importanti, vedi la Scala? Sì, ho collaborato con la Filarmonica della Scala per tanti anni, anche con il teatro, e la mia formazione post conservatorio inizia proprio dall'Accademia della Scala, quindi mi sono spostata poi a Milano e ho partecipato all'Accademia, e da lì poi ho proseguito con anche il Teatro Sociale di Como, i pomeriggi musicali di Milano, la Sinfonica Verdi sempre a Milano, e poi anche in altre città.
la Filarmonica di Bologna, ho lavorato anche a Trapani con il Luglio Musicale Trapanese e insomma e tante altre collaborazioni anche in Veneto, ma anche qua in Friuli, insomma. Senti, è difficile vivere di musica? Ci vuole tanta costanza, sicuramente, tanto impegno, anche perché per poter trovare il lavoro bisogna anche fare parecchie audizioni, quindi sempre mettersi in gioco, sempre studiare, e quindi sì, ci vuole tanta dedizione, un po' come gli sportivi, è la stessa cosa, no? Gli sportivi hanno bisogno di allenarsi tantissimo poi per fare le gare e portare avanti. La stessa cosa è per il musicista. E per poter lavorare bisogna sempre studiare, fare audizioni e essere dediti al proprio strumento. Che tipo è Amadeus? È una persona molto professionale, devo dire, sì, mi è piaciuto molto da questo punto di vista, è molto educata, gentilissimo, ha partecipato a tutte le prove, lui era sempre in platea, ha sempre preso ogni singolo contante in disparte, ovviamente non ho idea per dire che cosa, però sembrava che volesse comunque aiutarli, metterli a loro agio, anche perché per i cantanti quel palcoscenico lo ripetono sempre, no? Loro, è molto molto importante, è un palcoscenico che crea sempre molta ansia, Iva Zanicchi l'ha ripetuto moltissime volte. E crea soggezione, ha tanta storia ovviamente, quindi per un cantante di musica leggera, pop, è un palco che crea molta aspettativa, molta ansia e lui è riuscito a creare un ambiente molto familiare, questo l'ho notato e ho apprezzato molto. Senti, andiamo a concludere, torniamo in Friuli perché tu hai una tua creatura, che cos'è? Sì, si chiama l'Epix Ensemble, è un ensemble appunto, un doppio quintetto, siamo tutte donne, un doppio quintetto di fiati e di archi, quindi 5-5, e siamo tutte friulane, tranne una aggiunta fagottista messicana di origine. Sesta parte che si apre con l'inquadratura della luna che appare anche all'obiettivo del nostro Bassi un po' offuscata, ma c'è. Sullo sfondo sentite un rumore che è quello della cupola che si sta chiudendo, l'abbiamo vista aperta fino a qualche minuto fa. Perissinotto. Enrico. Allora, intanto dobbiamo dire, siamo usciti, siamo all'aria aperta, ma che cosa c'è alla sua sinistra? La nostra associazione ha implementato un nuovo telescopio per riprendere gli oggetti di cui vi ha parlato prima il Rolando Ligusti. Praticamente un telescopio adatto a ripresa di oggetti deboli come le nebulose, come le comete, le galassie. È un telescopio di 50 cm di diametro ed è stato posizionato proprio per riprendere questi oggetti molto molto deboli. Sono un po' di anni che l'abbiamo messo in funzione, abbiamo avuto un po' di problemi perché lo schema ottico è molto molto critico, perché è una focale molto aperta, proprio per poter catturare i fotoni, quelli che arrivano dallo spazio più profondo. Quindi è un telescopio un po' delicato, ecco, abbiamo avuto un po' di problemini. Comunque stiamo arrivando in fondo, abbiamo già fatto le fotografie con lui, entro breve tempo penso sarà in funzione al 100%, quindi potremo usarlo pienamente con grande soddisfazione. Verrà comandato dalla struttura dove eravamo prima, quindi dall'osservatorio, quindi c'è un collegamento via cavo. Il telescopio è molto pesante, oltre 80 kg questo, solo il tubo ottico parliamo, però ha un bel diametro che ci permetterà di riprendere proprio questi oggetti debolissimi.
Allora, vedete che dove siamo? Parlavamo prima di inquinamento luminoso, qua siamo in aperta campagna e non c'è, io penso che la prima luce forse a 700-800 metri, quella è strada pubblica, e vedete che alle mie spalle c'è il telescopio che di fatto rappresenta il futuro dell'osservazione astronomica. Siamo all'aria aperta a 2 passi dalla cupola dove abbiamo vissuto delle piacevoli emozioni raccontandovi questa realtà nata oramai quasi 30 anni fa. Stefano Codutti, dobbiamo ricordare dove siamo perché c'è stata una generosa concessione dell'amministrazione comunale. Esatto, dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che ci è sempre stata vicina sin dal lontano 92 quando siamo partiti. Tutte le amministrazioni susseguite hanno continuato a supportarci e ci hanno donato questo terreno, sono 17.000 metri quadrati in usufrutto per 99 anni e quindi a vita si può dire. Grazie a questo terreno così ampio abbiamo potuto sopperire nel 2003 e nel 2010 a dell'invasione, si può dire, di gente. Quando c'era la grande opposizione di Marte abbiamo avuto più di 2.000 persone grazie a questo terreno, quindi non avremmo mai pensato, quando siamo partiti in una cantina a novembre del 92, di arrivare poi a tutto questo, quindi non finirò mai di dire grazie. Diciamo che alle nostre, l'abbiamo visto prima, quel telescopio rappresenta un po' il futuro. Sì, esatto, questo è il futuro del Circolo Astrofili, dove potremo dedicarci alla ricerca del profondo cielo, senza dimenticare comunque la didattica con le persone in cupola. Là in fondo vediamo c'è quel punto di osservazione che è riservato a chi? Lì c'è un altro telescopio, uno Schmidt Cassegrain, Celestron 11 si chiama, perché ha 11 pollici di diametro. Anche quello è per sopperire sempre quando c'è ressa di gente, in modo che chi sta aspettando per salire in cupola abbia la possibilità di vedere anche dal di fuori, oltre ai soci di tanti, oltre ai telescopi di tanti soci che sono sul terreno fuori, e poi anche al fatto che insegniamo a fare orientamento celeste col laser, insegniamo come appunto le persone possano imparare a riconoscere le costellazioni. Allora io vado dal Presidente per chiudere questa trasmissione da questo luogo magico che è questo centro di osservazione di Talmassons. Che cosa, non ti chiedo di fare una previsione, ma che estate sarà? Io penso sempre positivo, deve essere sempre bello, anche se qua in Friuli da un paio d'anni siamo carenti di cieli sereni. Io comunque auguro sempre cieli sereni a tutti, perché è lì la soddisfazione. Ricordo anche che noi siamo, ribadisco, aperti una volta al mese al pubblico, quindi sempre al quarto di luna, quando vedete la luna a metà. Per le date precise potete andare sul sito www.castfvg.it e anche abbiamo la pagina Facebook, quindi anche lì c'è le indicazioni su come venirci a trovare e passare una serata tutti assieme. Quindi c'è il sito e ci sono anche delle persone che guidano le persone che arrivano qua. Sì, quindi quando arrivano qua abbiamo, come ha detto Codutti, il comune ci sta molto vicino, perché abbiamo fatto un'entrata spettacolare con la luce, quindi entrano comodamente, 17.000 metri quadri di terreno dove possono parcheggiare tranquillamente le macchine. All'esterno ci sono i soci con i telescopi, quindi anche il C11, come diceva prima Codutti, cieli sereni. Non dimentichiamo anche il credito cooperativo della Bassa Friulana, che ci ha dato una mano anche lui, e anche la provincia quando abbiamo fatto la struttura dove siete stati prima, perché è una struttura molto costosa e quindi da soli non ce l'avremmo fatta, quindi amministrazione comunale, credito cooperativo, provincia hanno fatto sì di poter realizzare questo nostro grande bel sogno.
Grazie a questo splendido gruppo, grazie al supporto tecnico del nostro Paolo Bassi. Da Talmasson è veramente tutto, non mi resta che augurarvi una buona notte. Noi ci vediamo come ogni martedì, canale 11, 2 volte numero 1, ovviamente con lo scrigno e con tutto il resto della nostra programmazione. Arrivederci.